Rieccoci qui cari amici, Natale con noi, la nostra maratona che vi vuole tenere compagnia nel corso del giorno di Natale e per tutte le feste. Continuano i vari ospiti ad avvicendarsi qui nel nostro studio. Do il benvenuto a Don Andrea Forest, direttore della Caritas Diocesana di Vittorio Veneto. Benvenuto. Grazie, benvenuto e auguri a tutti. Tanti auguri ancora, lo ripetiamo ovviamente più volte, lo ripeteremo più volte nel corso di queste puntate. Beh, allora, Don Andrea Forest è fresco, diciamo, dell'incarico appunto di direttore della Caritas Diocesana. Mi permetto di dire un ruolo importante e anche impegnativo, credo. Allora, è passato qualche mese da quando sei sbarcato dopo Don Roberto Camillotti, che ricordiamo alla Caritas di Vittorio Veneto. Come sono stati questi mesi? Guarda, quando hai detto impegnativo, penso sia proprio stata la parola sintetica che meglio descrive questi 2 mesi e mezzo di servizio mio là in Caritas. Impegnativo perché la realtà è particolarmente ampia dal punto di vista delle attività da gestire, quindi anche tutti quelli che erano sogni che Don Roberto è riuscito a realizzare e concretizzare nei suoi 9 anni di mandato sono adesso un'eredità impegnativa da custodire, da valorizzare, da portare avanti. Ricordo in particolare 2 fra le grandi cose che Don Roberto ha avviato: la cooperativa agricola sociale Terra Amica a Mansuè, che prevede la coltivazione del terreno ma come strumento per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone disagiate, e qui a Vittorio Veneto la Casa dello Studente, rilanciata come luogo di laboratori, di falegnameria, tessitura, cucina, e anche come possibilità, probabilmente nei prossimi mesi siamo in grado di concretizzare questo, di ospitalità per il turismo del territorio. Quindi sono realtà varie su aspetti e settori diversi, ma che dicono anche una vitalità di Caritas e di un impegno di Caritas che va gestito con competenza. Poi anche un aspetto di questa impegnatività che il ruolo comporta è anche quello di una presenza verso le situazioni di fragilità. Sono sempre numerose le persone che si rivolgono a noi, che sono in condizioni di difficoltà, talvolta anche estreme, e quindi diventa impegnativo anche dal punto di vista umano far fronte a queste necessità. Poi questi giorni, scusami, ma questi giorni di Natale non possiamo non pensare anche a quella dimensione di povertà che Gesù ha assunto fin dall'inizio, quindi è anche una scelta di fede che ci chiede una responsabilità di attenzione nei confronti di queste situazioni. E io ti ho chiamato proprio per questo, perché diciamo che il periodo di Natale è un periodo in cui è anche facile magari parlare di povertà, parlare dei vari buoni propositi, eccetera, eccetera, e poi durante l'anno la cosa non ci riguarda più, perché mi piace fare anche con voi telespettatori che ci state vedendo da casa questo ragionamento. Ovviamente siamo abituati ad essere bombardati da una miriade di informazioni che hanno una loro, come dire, una loro scaletta, una loro gerarchia, e determinati argomenti spariscono, diciamo, dal dibattito pubblico. Ovviamente in questi 2 anni si è parlato di Covid in tutte le salse e determinati argomenti sono stati proprio cancellati dall'agenda, diciamo così. Che cosa serve? Serve magari che a volte Papa Francesco decida di recarsi in un determinato luogo per poi riportare temporaneamente l'attenzione su un determinato argomento, poi magari l'argomento viene cancellato nuovamente. E è proprio per questo che ho deciso anche in questa giornata, in queste giornate di festa, comunque di parlare di Caritas, perché l'impegno di Caritas, come ci ha anche già detto Don Andrea, è un impegno che coinvolge un numero importante di persone 365 giorni all'anno. Giusto, Don Andrea? Certo. Sottolineiamo questo aspetto, raccontiamo anche forse il dietro le quinte di che cos'è Caritas, perché non sempre si sa di che cosa si tratta. Sì, la realtà di Caritas è una realtà molto complessa che vede coinvolte anche diverse persone,
all'incirca una ventina che operano dietro le quinte. E ci sono diversi servizi, alcuni li ho già detti, attraverso questi laboratori di inclusione sociale, di avviamento al lavoro, oppure anche della stessa cooperativa che ho richiamato poco fa. Ma poi per esempio ci sono tutta una rete territoriale attraverso i centri di ascolto che ci sono in ogni forania della diocesi, che poi sono coordinati da Caritas diocesana, con la distribuzione di generi alimentari, con il pagamento di qualche bolletta a persone in difficoltà, con la sistemazione nelle case di accoglienza che abbiamo in giro nel territorio, soprattutto di persone che appunto sono in una difficoltà tale per cui non riescono ad avere garantito un tetto sopra la testa, per esempio, a proposito del garantire la dignità delle persone. Abbiamo poi anche avviato da diversi anni l'anno di volontariato sociale, gli AVS, sono dei giovani, quest'anno sono 4, che per un anno vivono con noi, proprio giorno e notte, un'esperienza continuativa, dal lunedì al sabato, e attraverso il vivere con noi e prestarsi nei vari servizi hanno la possibilità di entrare dentro lo spirito di Caritas e lo spirito del suo servizio. Poi ci sono anche aspetti legati alla gestione di particolari emergenze che arrivano a Caritas, sia per quanto riguarda gli aspetti sociali, assistenziali. Insomma, c'è tutta una rete, una fitta rete di rapporti e di competenze che servono anche nell'accompagnare queste realtà per cercare fondamentalmente questo, di ridare dignità alle persone attraverso gli strumenti più svariati a seconda delle condizioni, quindi sono interventi di emergenza in certi aspetti, progetti a lungo termine in altri, però sempre dentro questo obiettivo di dare autonomia alle persone, perché siamo convinti che senza questa autonomia non ci sia la dignità e la libertà che è propria di ogni persona. E casomai il nostro apporto è quello di sostenere, accompagnare in modo sussidiario qualora ci siano delle difficoltà a svolgere questa autonomia di vita. Dare dignità alle persone, direi che quanto mai in questo periodo in cui ci sono, mi permetto di dire, vecchie e nuove povertà, certo. Perché anche appunto le vicende degli ultimi anni hanno fatto emergere magari delle problematiche che una volta non c'erano. C'è una qualche storia, una qualche esperienza che hai vissuto appunto in questi primi mesi? Lo ricordiamo, appunto sei il neo direttore, quindi immagino che serva anche molto tempo per prendere coscienza di tutta quella che è appunto questa macchina organizzativa. C'è qualche storia che ti ha colpito particolarmente? Ce ne sono diverse, a dir la verità. Una l'ho ricordata qualche giorno fa nella rubrica Le orme del maestro che ho tenuto in quest'ultima settimana come meditazione sul Vangelo del giorno, di un ragazzo che ormai da diversi mesi ha incontrato la realtà di Caritas, era in una situazione di particolare disagio dal punto di vista psicologico, anche con momenti di forte depressione, e attraverso l'inserimento lavorativo nelle nostre realtà ha ritrovato un po' se stesso, ciò che diversi psicologi non erano riusciti a fare nel corso del tempo, un essere coinvolto totalmente anche dentro una valorizzazione di quelle che erano le sue competenze, lo ha portato a riscoprirsi la bellezza della sua umanità, pur restando segnato certamente dai limiti che porta con sé, però dentro una prospettiva radicalmente diversa. Poi altri ragazzi, soprattutto mi riferisco anche ai ragazzi giovani che ho incontrato in questi mesi qua, un altro ragazzo che vive in situazioni di povertà estrema. Lì invece è stata l'occasione per sentire la povertà di noi di Caritas, cioè l'incapacità di entrare dentro la vita della persona, le sue motivazioni per aiutarlo a riscattarsi. Quindi non c'è soltanto la bellezza di un intervento che riesce, dove ti dà la soddisfazione di essere là, ma anche il fallimento che qualche volta, o forse spesso, incontri perché non riesci a salvare l'altro. In fondo, nella prospettiva di fede che condividiamo, solo uno è il Salvatore, no? Quindi c'è anche un'esperienza di povertà che come operatori di Caritas facciamo. O ancora un'altra esperienza, quella di un giovane, tra le altre cose noi accogliamo anche le persone che irretite da qualche pena perché magari sono state pizzicate con un tasso alcolico troppo alto o piccoli reati di questo tipo, svolgono i lavori socialmente utili presso la Caritas. E lì mi è capitato, fra i vari incontri che ho fatto con queste persone che poi collaborano con noi, l'incontro con uno che mi ha davvero colpito per questa voglia di riscatto che, nonostante l'errore che ha commesso, porta dentro di sé. Quindi è anche bello sentirsi alleati della scelta di vita di coloro che
pur segnati da errori nella propria vita, hanno questa voglia di riscatto ed è bello poter aiutare le persone a vivere questo. Questo mi fa molto piacere che ci sia anche questo aspetto qua, intanto un po' perché nel giorno di Natale, sotto le feste, tendiamo a voler vedere tutto ciò che di positivo c'è nella nostra vita, nella nostra società. Prima facevi riferimento a quando non si riesce ad aiutare qualcuno. Immagino che possa essere vissuta anche come una sconfitta, diciamo. A questo proposito, come dialoga Caritas e Caritas Vittorio Veneto con le istituzioni del territorio? Cioè, per molti anni, per molto tempo si è fatto un gran parlare di una rete che va così a istituirsi, a instaurarsi tra appunto l'aspetto più delle istituzioni, le amministrazioni comunali, i servizi sociali eccetera, e poi la parte più del volontariato oppure della Chiesa diocesana. Come c'è questa rete? Certamente la rete rimane un obiettivo imprescindibile, perché ogni volta che c'è una fragilità da soli si fa poco, c'è bisogno di una rete che intervenga. Tra l'altro nel mese di novembre ho anche avuto modo di girare i vari centri di ascolto che abbiamo diffusi sul territorio diocesano ed è apparso in modo chiaro, lampante, che laddove si riesce a costruire una rete solida, fitta tra istituzioni civili e centro di ascolto, realtà religiose di volontariato, anche non soltanto di Caritas, penso per esempio anche a San Vincenzo, laddove questa rete funziona ed è forte, si possono fare cose veramente molto belle ed efficaci. Laddove questa rete è più debole, anche non per negligenza ma per particolari situazioni che un territorio vive, dove non c'è questa rete si fa fatica poi veramente ad arrivare a qualche risultato. Se posso dire, qui a Vittorio Veneto ho anche avuto modo, avendo proprio qui a Vittorio Veneto la sede di Caritas diocesana, di collaborare strettamente proprio in queste ultime settimane con l'amministrazione comunale, con gli assistenti sociali, dentro anche ad alcuni progetti che adesso stiamo tentando di avviare insieme. Penso che questa possa essere una bella novità per il 2022, un progetto a più mani, Caritas e amministrazione comunale e servizi sociali, per farci carico delle emergenze, perché poi si parte dalle emergenze non soltanto dai grandi progetti che ci sono anche nel nostro territorio. E credo che un plauso che vada fatto a Caritas in questi anni, proprio facendo un discorso anche un po' più ampio, è appunto è stato quello della gestione delle emergenze, che sono emergenze sempre nuove, sempre diverse, che si presentano e a cui a volte bisogna dare delle risposte magari senza averle Sì. oppure senza avere delle soluzioni concrete, ecco, da poter proporre. Ti faccio questa domanda, anche qui argomenti che passano, diciamo, questione profughi, ok? Allora, ci ricordiamo tutti, io mi ricordo di aver fatto interviste speciali, eccetera, sulla situazione dei profughi nel nostro territorio, anche qui vicino a Vittorio Veneto, ma penso anche a Oderzo, in diversi punti, con questi grandi centri affollati o sovraffollati dai profughi. Adesso non se ne sente più parlare, sappiamo che appunto sono cambiate un po' le cose nel corso di questi ultimi anni. Ti chiedo, questi profughi non ci sono più, ci sono ancora ma non si vedono, non sono più in questi grandi centri, com'è la situazione? Allora, qui la situazione è complessa, va un po' dettagliata. Allora, intanto Caritas diocesana qui di Vittorio Veneto ha fatto una scelta nel passato che personalmente anche condivido, ed è stata quella non di grandi raggruppamenti di persone, ma tutte le realtà che abbiamo seguito come Caritas diocesana sono state di piccoli numeri perché potessero essere facilmente integrabili nel tessuto sociale di un territorio, quindi un'accoglienza diffusa capillarmente nel territorio, ma non con ammassamenti numerosi. Di questo problema adesso la prima ondata, quella che era la prima ondata, diciamo così, è un problema superato o direi piuttosto sopito, perché poi ci sono anche rotte balcaniche, i profughi che arrivano dall'Afghanistan. Qui abbiamo accolto recentemente una famiglia tra i profughi afghani che sono arrivati qui. C'è una previsione che in primavera possa esserci ancora l'arrivo di qualcun altro, sempre dalla zona del Medio Oriente, quindi può darsi che questo problema di una prima accoglienza
si manifesti ancora, ci stiamo anche attrezzando un po' in questa direzione qua. Ma il grosso problema di questo momento riguarda la seconda accoglienza, cioè l'integrazione di chi accolto nel passato si è fermato qui, a Meschio, tanto per dire, in una casa che abbiamo in proprietà, in uso anzi come Caritas. Ci sono ancora 5 ragazzi che sono qui da quando erano richiedenti asilo, che sono ancora nell'iter dei richiedenti asilo perché non hanno avuto una risposta definitiva, i quali tutti lavorano, sono abbastanza integrati dentro il territorio che abitano, però faticano a trovare una casa. Questo è il grande problema di oggi della seconda integrazione, il problema della casa, soprattutto per persone di colore. Il problema è trovare anche soltanto in affitto una casa in cui abitare. E questo ci mette un po' in croce, per così dire, come Caritas, perché case che potrebbero essere usate per chi ha gravi necessità e maggiori urgenze si trovano di fatto ad essere occupate da persone che potrebbero avere gli strumenti per sussistere autonomamente in una loro abitazione e invece questa abitazione non la trovano. A onor del vero, su questo tema stiamo già lavorando, penso da un anno ormai a questa parte. Ero già coinvolto ancora come pastorale sociale prima di assumere il compito di Caritas, insieme ad ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che proprio qui a Vittorio Veneto, mettendo insieme realtà che sono afferenti a questi temi qui, sta lanciando l'idea di un tavolo, ha lanciato l'idea di un tavolo proprio sul problema della casa e delle persone che non riescono a trovare casa. Profughi di seconda generazione, ma anche persone comuni, nostre, cittadini italiani, che faticano a trovare questa sistemazione. E sembra quasi paradossale che nel 2021/2022, che ormai è alle porte, si debba ancora pensare alla casa come un problema, il problema di trovare casa. Ci avviamo verso, diciamo, la conclusione di questa nostra chiacchierata e ti ringrazio ancora una volta per essere venuto a trovarci quest'oggi, però altre 2 o 3 cose voglio chiedertene. Allora, innanzitutto uno degli aspetti che caratterizza Caritas Vittorio Veneto è la cooperativa Terramica, lo diceva Don Andrea in apertura, una cooperativa che cosa fa? Vabbè, Terramica, insomma, che cosa fa, ma soprattutto chi ci lavora all'interno e che cosa produce? Allora, forse qui a Vittorio si conosce meglio la realtà di Terra Fertile, che per certi aspetti assomiglia anche per quella che è la sua strutturazione alla nostra mission. E in effetti con Terra Fertile c'è stato anche un contratto di rete, come si suol dire. Terramica ha un po' la stessa finalità, cioè quella di raccogliere al suo interno persone che siano particolarmente svantaggiate, in difficoltà, che attraverso lo strumento del lavoro possono essere integrate dal punto di vista umano e dal punto di vista sociale. Abbiamo diversi operatori, svantaggiati e non ovviamente all'interno della cooperativa, ma anche le persone svantaggiate sono a pieno titolo considerate parte della forza lavoro comune, quindi si danno da fare nei campi, nel punto vendita. Queste sono le 2 grandi attività, il lavoro nei campi e poi la gestione del punto vendita, e condividendo la vita insieme con gli altri operatori ritrovano una dimensione di autonomia pure loro. Questo contratto di rete con Terra Fertile ci permette poi di avere anche dei vantaggi dal punto di vista del mercato e anche dal punto di vista del sostegno rispetto al know-how, perché chi ha un'esperienza pluriennale alle spalle può darci sicuramente delle importanti dritte per la gestione e la strutturazione di nuovi percorsi, tenendo conto anche che in collaborazione con Engine, un ente di formazione che fa riferimento ai Giuseppini del Murialdo, stiamo avviando, e vorremmo che diventasse sempre più Mansuè, un polo per la formazione verso nuove esperienze lavorative anche di persone che sono svantaggiate. E devo dire che quando abbiamo mandato anche sulla Tenda TV le immagini della cooperativa Terramica in occasione della veglia per la salvaguardia del creato lo scorso settembre, ricordo che più di uno ha detto «Ah, però che bella situazione» e soprattutto anche è molto estesa come azienda agricola, insomma. Sì, ecco. L'azienda è frutto di un lascito della signora Bertacchini del territorio di Mansuè, che avendo un fratello disabile in difficoltà ha voluto che questa eredità fosse finalizzata per aiutare altre persone in difficoltà.
mi pare bella questa logica di fondo, no? Che dalla difficoltà personale che qualcuno vive possa prendere spunto anche per aiutare altri che condividono le medesime difficoltà. Per quanto riguarda la forza lavoro, invece passiamo da una forza lavoro all'altra di Caritas, citavi già prima i volontari, il ruolo dei volontari. Ci sono tante cose da fare perché appunto Caritas copre, diciamo, tutta la diocesi di Vittorio Veneto e come ben sappiamo la nostra diocesi ha un territorio bello ampio da coprire. Ecco, immagino che le porte siano aperte, nel senso che anche come magari buon proposito per il nuovo anno, che cosa ti senti di dire? Beh, intanto ai tuoi volontari che già, insomma, si sporcano le mani giorno dopo giorno e poi magari, perché no, un appello anche così, se qualcuno volesse mettersi in gioco direttamente, come può fare e che cosa può fare? Allora, intanto rispetto a chi già collabora devo dire un grande grazie, perché senza i volontari in Caritas il 90% di quello che facciamo non esisterebbe, quindi Caritas per la maggior parte sta in piedi proprio perché c'è gente che dedica gratuitamente tempo, passione, energie, visioni, sogni a disposizione di quella che è la missione di Caritas, quindi di cuore veramente grazie a tutti i volontari. Poi le realtà sono anche qui molto ampie, si va dai lavori più manuali, dei mobili, gestione dei mobili da dare alle persone in difficoltà, degli alimenti eccetera, invece a competenze più relative alla relazione di aiuto, l'ascolto, l'accompagnamento, quindi sono un ventaglio di possibilità veramente molto ampie. Chi fosse intenzionato un po' a farsi un'idea, dico venite e vedete, cioè potete prendere tranquillamente contatto. Caritas, la sede si trova in via Malanotti di fronte alla cattedrale, al numero 11, potete trovare su internet anche tutti i riferimenti del sito caritasvitorioveneto.it con i contatti che ci sono. Venite, facciamo magari un colloquio, vediamo un po' le predisposizioni, le attitudini di ciascuno, gli interessi, le passioni di ciascuno e sono convinto che se ognuno condivide un po' di quello che ha come dono in sé, questo può essere utile anche per il bene di tutti. Certamente, certamente. Siamo in chiusura, ma intanto ti chiedo se il caminetto dietro alle sì, tue... fa abbastanza caldo, sì. ecco perché è questo elemento stilistico che abbiamo voluto inserire, ci tenevo, ecco. E in chiusura, beh, intanto come vivi tu il periodo di Natale un po' in generale e se dovessi ripensare magari anche ai Natali di quando eri un po' più giovane, avevi magari meno pensieri legati alla Caritas, hai qualche ricordo che vuoi condividere con i nostri telespettatori? Guarda, io pensavo proprio in questi giorni, mentre il clima natalizio era in crescita, in evoluzione, veramente sto comprendendo quest'anno in modo nuovo. Fino all'anno scorso, anzi fino a 2 mesi fa ero in parrocchia, quindi condividevo tutta un'altra dimensione di Natale, di liturgie, di preparazione, eccetera. Quest'anno sto sentendo anche gli spunti che la liturgia offre in modo veramente nuovo e diverso. Dico soltanto un aneddoto, ma è esemplificativo e paradigmatico di tutto il resto. Il giorno dell'Immacolata sono andato in carcere a messa a Treviso, insieme a un gruppetto di volontari che con Caritas si impegnerà da qui in poi anche una collaborazione con il carcere di Treviso. E devo dire, quello che è avvenuto lì e quello che sta avvenendo in questi giorni poi anche, è un riverbero tutto particolare che anche il Vangelo assume, insomma, no? Ti rendi conto che quel Vangelo lì, in un contesto di povertà, di precarietà, assume una forza del tutto nuova che noi, ormai imborghesiti e abituati, non siamo più capaci di cogliere. Quindi è un Natale forse, adesso non voglio esagerare, ma forse anche dal punto di vista della fede che vivo, un Natale molto più vero di tanti altri Natali, dove è ripreso anche da tante incombenze organizzative, perché dal punto di vista parrocchiale è un tempo forte, qui meno perché è un lavoro più d'ufficio, quindi hai tempi un pochettino più calmi nei giorni di Natale, però un giorno in cui gusti in profondità anche la bellezza di una prospettiva di fede che mi ha sempre conquistato e affascinato evidentemente, ma che in questi giorni assume una tonalità nuova. Una riscoperta, quindi, una riscoperta. Ultimi istanti per fare gli auguri ai nostri telespettatori.
Auguri a tutti allora davvero di un buon Natale e un Natale che sia capace anche di regali, no? Noi riceviamo regali continuamente, ce li scambiamo in questi giorni, ma non dimentichiamo che il regalo più bello non è quell'oggetto che ci scambiamo, ma il motivo per cui lo facciamo, cioè l'affetto che ci vuole uniti gli uni agli altri. Se un po' di questo affetto lo riserviamo anche per chi non è mai oggetto dell'affetto di nessuno e nessuno mai ricorda, sicuramente potrà arricchire di regali di bellezza questo Natale. Grazie di cuore Don Andrea Forest, lo ricordo, direttore della Caritas Diocesana di Vittorio Veneto. Ti ho accolto proprio con piacere qui nei nostri studi, in questa nostra maratona natalizia, perché è giusto soffermarsi anche su questa realtà e su queste problematiche. Ovviamente potremmo parlarne per ore, ecco, ma non vogliamo tediare in questa giornata. Sempre festa, insomma. Esatto, non vogliamo tediare eccessivamente i nostri telespettatori, però io ti strappo una promessa. Qui davanti al teleschermo. Dovete sapere, cari telespettatori, che all'incirca 8, 9, 10 mesi fa con Don Andrea avevamo ipotizzato, in tempi non sospetti, avevamo ipotizzato di realizzare una trasmissione incentrata sulle tematiche del sociale, ecco, diciamola così, insomma. Avevamo anche definito proprio i temi, gli ospiti, eccetera, eccetera. Poi questa trasmissione non è mai partita per impegni reciproci, mi prendo anche parte di colpa. Però insomma speriamo che il 2022 sia portatore. Allora possiamo già dire il titolo? Ipotizzavamo, esatto. Vabbè, poi vediamo se va in porto, ipotizzavamo fare il punto, esatto, come l'idea di un momento periodico ogni tanto per fare il punto sulle questioni che riguardano il vivere sociale con tutte le problematiche annesse e connesse. Allora, proprio una promessa, non so se riesco a farla, ma insomma un impegno, ecco, da parte mia a cercare di realizzare questo appuntamento, penso possa essere di interesse e anche di utilità per Vittorio Veneto e non solo. Certamente per tutta la diocesi, per tutto il territorio. Grazie ancora, Don Andrea Forest. Noi continuiamo in questa nostra maratona, ci ritroviamo più tardi.